Buongiorno da Portoviro, in particolar modo dalla località Donada. Sono con Don Stefano. Buongiorno Don. Buongiorno a voi. Noi siamo qua sotto questo campanile tra i più alti del Polesine. Perché? Perché qua c'è Qui c'è il presepe. Quest'anno abbiamo pensato di realizzare il presepe proprio qui nell'atrio del campanile. È un'idea un po' insolita, un'idea un po' originale, ma che comunque certamente ha il suo significato nella scelta che abbiamo fatto. Tra l'altro verrà aperto la notte di Natale? Verrà aperto domenica 24, vigilia appunto del Natale, dopo la Santa Messa delle ore 18:30, che per questa comunità è la Messa del Natale. E quindi in anteprima per le nostre telecamere la vediamo? In anteprima per le nostre telecamere verrà aperto per visitarlo e anche per farlo conoscere alle persone che avranno poi desiderio di poterlo visitare, e la disponibilità sarà tutti i giorni dalla mattina alla sera fino alle 19:30. Entriamo. Grazie Don. Ed eccoci qua all'interno del campanile, e questo è un bel presepe. Naturalmente manca il Bambino Gesù. Perché Don? Perché allora verrà deposto nel presepe il Bambino Gesù dopo la Santa Messa delle ore 18:30, come dicevo, di domenica 24, vigilia del Natale. Ci porteremo qui con i fedeli che sono presenti alla celebrazione. Allora noi vi invitiamo tutti a questa mini processione, perché poi la chiesa è qua vicino, certo, perché è un momento solenne, un momento anche di incontro con la comunità, ma soprattutto è un momento per stare con l'animo tranquillo, sperando tranquillo, e soprattutto a contemplare il presepe, che è un'opera che hanno realizzato 3 personaggi importanti e fondamentali di questo lavoro. Pino, Naviglio e Roberto hanno lavorato in maniera davvero assidua per realizzare questo presepe, e Massimo Perazzolo, l'elettricista, che ha dato vita e colori e luce a questa opera così bella e straordinaria. Allora Don, augurando a tutti un buon Natale e soprattutto serenità, perché in questo momento qua ne abbiamo tutti bisogno. Certo. E vediamo questa opera d'arte. Le statue sono bellissime, tra l'altro quasi a grandezza d'uomo. Aver realizzato il presepe qui è per vincere i nostri campanilismi. Siamo invitati ad essere comunità cristiana unita e concorde, non per realizzare tutto e subito insieme, ma almeno di avere un obiettivo da raggiungere, che è quello di creare comunione e comunità tra di noi. Il bello di Don Stefano è che ogni volta fa un messaggio. Bravo Don. Ci vuole il messaggio, altrimenti non ha senso proporre alcune cose se non hanno una finalità attraverso le parole che noi possiamo suggerire per comprendere le opere che vengono realizzate. Don, tanto ti ringrazio per l'esclusività e auguri a tutti. Grazie che sei venuto, grazie, veramente un piacere. Un abbraccio a tutti e auguri.